Buongiorno, sono Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona. Confindustria Verona è una realtà che unisce tutte le principali imprese veronesi per offrire loro ovviamente rappresentanza, offrire loro una serie di servizi a fronte delle varie, diciamo, cose che succedono nel mondo, un rapporto con le pubbliche amministrazioni e ovviamente anche un rapporto col governo centrale attraverso tutte le sue dislocazioni territoriali, sia provinciali, regionali e infine nazionali, e in più ci sono anche delle visioni diciamo per merceologia con le specifiche diciamo tecnicalità che queste richiedono. È un luogo anche di assoluta condivisione e di aggregazione appunto fra imprenditori e imprese che così possono scambiarsi informazioni, esperienze e vivere con spirito di squadra appunto la propria impresa, la propria imprenditorialità. Beh, nasce parecchi anni fa, io ho iniziato a frequentare Confindustria Verona con il gruppo giovani, ero stato stimolato dall'amico Carlo De Paoli, che allora era presidente del gruppo giovani, e ho iniziato a seguire appunto questa attività associazionistica con, devo dire, sempre maggiore interesse. Appunto mi sono sempre diciamo relazionato molto bene con questa chiamiamola socialità imprenditoriale, questa voglia di confrontarsi e di scambiarsi opinioni mi ha sempre portato ad essere vicino all'associazione e quindi vicino agli imprenditori con tutto quello che ne consegue. Il percorso è stato abbastanza lungo, circa 15 anni, dopo anche per motivi anagrafici ho superato la fase giovanile e sono entrato nel consiglio generale senior, come si dice, e fino a qualche mese fa ero vicepresidente con la delega alla internazionalizzazione, dove appunto ho cercato di aiutare le aziende sulle tematiche appunto dell'internazionalizzazione. Beh, ci sono diversi aspetti. In un momento storico, in breve tempo abbiamo avuto diverse fasi, dalla fase dell'emergenza e della paura, anche per le comunità fisiche peraltro. Si è cercato di anzitutto dare informazioni alle imprese, ma non solo alle imprese, anche agli imprenditori, perché appunto prima di essere imprese siamo tutti persone con le nostre paure, con le nostre difficoltà. E questo devo dire che Confindustria Verona ha fatto un lavoro egregio, attraverso il suo direttore e tutti i suoi organi hanno lavorato veramente 24 ore su 24 durante tutti i mesi dello scorso anno, i più critici. E la seconda fase invece è stata quella della ripartenza di un anno fa, con un certo entusiasmo, con un guardare appunto alle ferite e a cercare di capire su che basi si poteva ripartire. Poi di nuovo la seconda e la terza ondata con di nuovo difficoltà, ma con un'energia diversa. C'era comunque la consapevolezza di muoversi con una certa, diciamo, con un certo schema quasi programmato. E adesso siamo appunto nella fase finalmente, si spera, della ripartenza e del disegnare il futuro. Un futuro che, sottolineo sempre, non deve assolutamente essere come prima, altrimenti vuol dire che questa pandemia non è servita a nulla. Cerchiamo di andare a vedere quelle che sono le opportunità. Se guardiamo, l'ho detto anche nel mio discorso di insediamento, se guardiamo al futuro con gli occhi del presente, forse ci spaventa. Se ci mettiamo gli occhiali del passato e quindi dell'esperienza, allora vediamo le opportunità. Beh, i progetti in cantiere sono molteplici. Anzitutto abbiamo tutte queste diciamo risorse che vengono e verranno dai vari piani recovery. L'imperativo è quello di far sì che ci sia sicuramente la necessità di riparare a quanto, ma ci deve essere assolutamente lo slancio per progettare e per costruirci il futuro, non solamente recuperare le macerie, ma proprio progettare e pianificare. E in questo senso credo che Confindustria Verona abbia
in maniera molto importante ha lanciato il sistema il progetto Verona 2040, già col mio predecessore Michele Bauli, per cui si disegna la Verona appunto dei prossimi 40 anni. Io credo, non ho notizie che dal dopoguerra in poi non ci sia stato un progetto con così ampio respiro, e mi viene da dire 20 anni non sono neanche tantissimi. Beh, me lo motiva la nostra splendida città e tutto il territorio, anche la provincia ovviamente, e tutta questa imprenditorialità che vedo sempre impegnata a testa bassa nelle proprie aziende, ma alla fine anche nel proprio territorio. Non è l'imprenditore, credo che non esista neanche più l'imprenditore che bada il suo orticello, c'è una coesione, e all'interno di Confindustria la si vede benissimo, ma anche guardando i giornali e vedendo cosa succede nella nostra città. Pensiamo al progetto 67 colonne, dove le imprese hanno sostenuto la cultura, perché la cultura è la base su cui costruire proprio il domani.